Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi vi parleremo di un'eccellenza dolomitica che è la sanità veneta. Oggi siamo qui nell'assemblea annuale dell'Associazione Retina Veneto e condivideremo con i nostri amici dell'associazione e anche i gelatieri italiani e veneti nel mondo una giornata speciale. Siamo anche con una coppia di fratelli che hanno vissuto un miracolo e vogliamo condividerlo con tutti voi. Venite! Cari amici ascoltatori, oggi viaggiamo in provincia di Treviso con il team di Ernestina dalla fine del mondo. Vi racconteremo di un'associazione speciale. Siamo stati invitati all'assemblea annuale dell'Associazione Retina Veneto. Un incontro che è stato più di una riunione, è stato un momento di lavoro, di incontro e di opportunità per far diffusione di questo importante compito che portano avanti da anni con forza, tenacità ed entusiasmo. Vi racconteremo un po' dell'assemblea, il pranzo conviviale, il gelato veneto, il grande lavoro dell'Associazione Retina Veneto. Sentiremo le testimonianze di alcuni relatori dell'evento e ci emozioneremo con il racconto dei ragazzi del miracolo. Verso la fine della puntata vi presenteremo l'ospite più tenero e richiesto della giornata. L'assemblea si è tenuta in presenza presso il salone eventi dell'Hotel Bolognese a Preganziol a Treviso e poi abbiamo condiviso un allegro pranzo dove il protagonista è stato anche il gelato artigianale veneto, offerto come presente al numeroso gruppo di soci, dalle brave donne gelatiere Rita Imbortolot e Nive Stisi. Davanti a un pubblico internazionale con la presenza di deputati italiani, europarlamentari, autorità politiche regionali venete, autorità mediche, soci e amici, abbiamo avuto il piacere di incontrare anche i 2 ragazzi d'origine cinese che hanno recuperato un'ampia percentuale della vista grazie a un trattamento innovativo che abbiamo presentato nella puntata precedente. Abbiamo sentito la loro testimonianza, accompagnati da Stefania, che, come sa pure lei, non ha mai lasciato il loro fianco. Lei è l'assistente alla comunicazione della Socioculturale, la quale è una cooperativa che aiuta i ragazzi. Anche vi faremo ascoltare le domande che abbiamo fatto all'europarlamentare Paola Ghidoni, il deputato e sindaco di Tarso a Treviso Gianangelo Boff e la consigliera regionale del Veneto Silvia Cestaro. Ai nostri microfoni ci ha dedicato un suo messaggio il presidente dell'Associazione Retina Veneto, Antonio Ongaro, che assieme a sua moglie Palmira e sua figlia Giulia sono stati tra i principali organizzatori di questa assemblea, oltre a instancabili collaboratori dell'associazione. Tra le innumerevoli autorità presenti abbiamo avuto il piacere di ritrovare e salutare i dottori Francesco Parmegiani e Marco Tavolato, protagonisti della nostra puntata scorsa qui su Ernestina dalla fine del mondo. Prima di sentire queste importanti testimonianze, vogliamo raccontarvi un po' di questa associazione e dell'importante lavoro che fanno. Una delle frasi più care a questo gruppo umano è «Tutti hanno diritto alla vista». La Retina Veneto Onlus è l'associazione regionale per la lotta alle distrofie retiniche ereditarie e ha come scopo principale la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica per l'individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della retinite pigmentosa, delle degenerazioni maculari, delle distrofie retiniche ereditarie e di altre patologie che determinano ipovisione e cecità. L'associazione vuole anche contribuire alla prevenzione dello sviluppo delle malattie oculari e al sostegno di coloro che ne sono affetti. Loro sostengono iniziative a favore della ricerca scientifica per sviluppare nuovi trattamenti e cure innovative. Tra l'altro, l'Associazione Retina Veneto si impegna nelle attività sociali, contribuendo alla sensibilizzazione e alla divulgazione di informazioni riguardanti le tematiche di prevenzione e riabilitazione visiva. Si dedica inoltre a sostenere i pazienti e le loro famiglie, offrendo loro appoggio e assistenza. Una delle loro priorità è stare al fianco dei pazienti e delle famiglie. Le attività che vengono svolte prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari, avvalendosi di attività di volontariato dei propri associati, si dividono in diversi tipi. La prima è di aiuto e sostegno ai pazienti colpiti da patologie oculari causative di ipovisione e cecità o parzialmente tali. Anche diffondere informazioni sulle tematiche dell'ipovisione, della prevenzione, della cecità e della riabilitazione visiva. Non sono da trascurare i lavori che fanno per la promozione del proprio lavoro
e sostegno alle strutture sanitarie della Regione Veneto e di altre regioni che curano persone affette da malattie rare oculari. Si svolgono anche diverse iniziative di raccolta fondi per il sostegno alle attività di prevenzione, ricerca e cura della cecità e della riabilitazione visiva. L'Associazione Retina Veneto vuole essere sempre al fianco dei pazienti e delle famiglie e lavorano ogni giorno per compiere la sua missione. Vi invitiamo, cari amici ascoltatori di Ernestina dalla fine del mondo, a visitare il loro sito web www.retinaveneto.com per conoscere ancora di più il loro lavoro di volontariato e di diffusione. Speriamo che questo messaggio possa arrivare a voi e a tante altre persone che trovino utile questa importante realtà solidale e di ricerca. Ora sentiremo le testimonianze di alcuni importanti ospiti di questa giornata. Iniziamo con il presidente Antonio Ongaro, che ci ha dedicato anche un suo saluto per gli italiani nel mondo. Amici, siamo qui con una persona molto speciale, Antonio Ongaro, presidente dell'associazione Retina Veneto. Antonio, puoi presentarti brevemente per i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio ABM e anche dimmi in una parola qual è stata l'emozione d'oggi dopo questa assemblea annuale? Allora, grazie innanzitutto di questa opportunità, saluto tutti quanti con un forte abbraccio di cuore tutti quanti gli italiani, il popolo argentino. E l'emozione di oggi è stata eccezionale, una bella soddisfazione per tutti i temi che abbiamo trattato per quanto riguarda la malattia che si chiama retinite pigmentosa, che non è altro che una malattia genetica ereditaria che purtroppo tante persone in Italia e nel mondo soffrono, diventando purtroppo ahimè ciechi. Ecco, Antonio, grazie mille per la tua testimonianza. Vuoi dedicare un messaggio, un saluto per i nostri ascoltatori italiani nel mondo? Sì, speriamo presto così che la ricerca continui, che ci siano nuovi risultati per quanto riguarda la luce dei nostri occhi, e questo è un augurio di tutti quanti così, e un forte abbraccio a tutti quanti voi, grazie di cuore a tutti quanti voi. Ecco, grazie mille. Grazie. Abbiamo incontrato l'europarlamentare Paola Ghidoni. Sentiamola insieme. Onorevole, è un piacere averla nella nostra trasmissione. Può per favore presentarsi brevemente per i nostri ascoltatori e poi raccontare un po' quanto è importante continuare a pubblicizzare il lavoro che fa l'Associazione Retina Veneta? Certo, per me è un piacere. Io sono Paola Ghidoni, sono europarlamentare. In Parlamento europeo io mi occupo di agricoltura, sono in Commissione Agricoltura, però sono comunque attenta alle esigenze del territorio e ho molto piacere di essere qui oggi presso questa assemblea dei soci di questa importante associazione che è Retina Veneto, perché questa è un'associazione che svolge un'attività di promozione della cura, della prevenzione di malattie che portano le persone a diventare o ipovedenti o addirittura portano alla cecità. Per cui l'attività che svolgono è importantissima ed è giusto quindi promuoverla affinché continui ad espletarla nel territorio come è giusto che sia. E ho visto grande entusiasmo da parte di tutti quanti, di tutti i partecipanti, anche da parte delle autorità politiche, che quindi sicuramente garantiranno il loro appoggio a questa associazione. Grazie. Speriamo. Grazie mille. Grazie a voi. Ora ai nostri microfoni sentiamo il deputato e sindaco di Tarso a Treviso, Gianangelo Bov, e anche la consigliera regionale del Veneto, Silvia Cestaro. Ciao a tutti, siamo qui con due persone molto importanti che hanno deciso di accompagnare oggi in questa assemblea dell'Associazione Retina Veneta, anche supportare questo importante lavoro. Potete per favore presentarvi per i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio ABM? Iniziamo con la Silvia Cestaro, Consiglio regionale del Veneto. Bov Gianangelo, deputato. Perché vi chiedo entrambi, no? Perché è importante continuare a pubblicizzare il lavoro che fa l'Associazione Retina Veneta? È importante perché i casi di retinopatia sono sempre tanti in Italia e coinvolgono tutte le età, dai prenatali alle persone che magari hanno questa patologia in età avanzata, per cui seguirli, permettergli di avere una vita migliore e trovare anche delle soluzioni che possono essere quelle che vengono presentate in convegno di tecniche, quindi di operazioni che possono migliorare la loro vita, è essenziale.
Ecco, grazie. Onorevole? Beh, è essenziale avere un'associazione che promuove l'attenzione su quello che è un tema come questo, perché tenere alta l'attenzione vuol dire tenere alta l'attenzione rispetto alla ricerca, tenere alta l'attenzione rispetto anche alla sensibilità poi dell'amministrazione pubblica verso l'aiuto alle persone che hanno questo tipo di difficoltà e nel migliorare quella che è la qualità della loro vita, anche a volte attraverso piccole iniziative come quella ad esempio del PEBA, che è un semplice piano che tutte le amministrazioni comunali dovrebbero adottare, dove in ogni tipo di lavoro che si fa si cerca di implementare quelle soluzioni anche per gli ipovedenti, per consentire una vita migliore agli ipovedenti che camminano per i nostri paesi e per le nostre città, e soprattutto anche sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica e anche l'amministrazione pubblica verso quegli investimenti necessari per la ricerca verso questo tipo di malattie che magari sono rare rispetto ad altre, per cui magari un certo tipo di ricerca potrebbe arrivare anche a un certo punto a trovarne la soluzione. Ecco, grazie mille. Grazie a voi. Ora vogliamo condividere con voi uno dei momenti più emozionanti. Questi bravi e giovani ragazzi sono il perfetto esempio di tenacità e perseveranza, anche di come la medicina riesce ogni giorno a stupirci. Questi ragazzi hanno recuperato una percentuale interessante della loro visione, oltre a una migliore qualità di vita. Sentite ora voi, cari amici ascoltatori, l'emozione di questi ragazzi. Cari amici ascoltatori, sono qui con due persone molto speciali, un momento molto emozionante anche per me perché siamo con questi bravissimi ragazzi che hanno vissuto in parte un miracolo. Ragazzi, vi chiedo per favore di presentarvi per i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo. Dimmi per favore come ti chiami, anche tu, qui siamo con una coppia di fratelli, e poi quale emozione provate ora dopo questo intervento? Ciao a tutti, io mi chiamo Meianne, ho 14 anni e abito nella provincia di Treviso e ora sto provando speranza per il futuro e credo che la mia vita sia migliorata. Ecco, brava, complimenti e dai, andiamo avanti. E tu, dimmi, come ti chiami? Ciao a tutti, sono Junei Q, ho 17 anni e penso di aver imparato un bel po' di cose nell'incontro che abbiamo fatto. Ecco, beh, bravissimi. Grazie mille ragazzi, complimenti. Posso chiedere un saluto per gli italiani nel mondo che ci stanno sentendo? Dite ciao! 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 Anche noi siamo rimasti colpiti dal loro entusiasmo ed allegria. Un altro momento dolce e allegro è stato verso la fine della giornata. Il buon gelato artigianale veneto ha anche voluto essere presente per onorare i volontari dell'associazione con un gustoso assaggio. Un gruppo di rappresentanti dell'associazione Uniteis, Unione di Gelatieri Italiani in Germania, con il suo presidente Dario Olivier, assieme alla moglie Anna, poi Fausto e Rita Bortolot, Vittorio e Rosarita Pasquetti, tutti anche soci di Retina Veneto. Presente anche la famiglia bellunese del Nord Reno-Vestfalia, con il suo presidente Riccardo Simonetti e moglie Nadia. Entrambi questi gruppi hanno realizzato una generosa donazione che ha permesso all'associazione Retina Veneto di continuare con la sua missione. A tutti loro i nostri più sinceri complimenti per tutto ciò che fanno e i nostri auguri vanno all'associazione Retina Veneto, che in questa assemblea ha rinnovato il suo consiglio direttivo. A tutti buon lavoro! Ma prima di finire questa puntata, come promesso all'inizio, vi presentiamo uno degli ospiti più carini e anche richiesti. Parliamo di questo adorabile e simpatico cane guida. Cari amici, oggi la nostra puntata finisce qui. Spero vi sia piaciuto tanto come a noi e anche sia riusciti a emozionarvi. Ricordate che se volete rivedere le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi nelle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche le mie personali di Facebook e Instagram, con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, e anche sul mio canale YouTube, Migranti TV. Vi aspetto prossima settimana e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.